Il problema del centro storico di Favara, da oltre un decennio in stato di abbandono e di conseguenza interessato da un inesorabile processo di degrado, è stato affrontato durante un incontro tra il sindaco Antonio Palumbo, il consigliere comunale Rino Castronovo e il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Un'emergenza che Favara da sola non può affrontare e sostenere, una sfida che per essere vinta ha bisogno dell'intervento del governo regionale e financo di quello nazionale. Ci rivolgeremo al governo regionale per chiedere aiuto, magari tramite la protezione civile regionale si possono programmare interventi di pulizia e manutenzione, ma soprattutto c'è necessità di una legge speciale per la riqualificazione del centro storico di Favara. Questo in estrema sintesi è il pensiero del sindaco Palumbo, che evidenzia come la sua amministrazione, a fronte di decenni di silenzio e disinteresse, con i limitati mezzi che ha a disposizione, ha provveduto a realizzare un censimento dello stato dell'arte e a firmare numerose ordinanze di demolizione, provvedendo anche alla chiusura delle zone più pericolose. Palumbo ricorda che il Comune deve ancora recuperare oltre 400.000 euro di somme spese in danno ai proprietari degli immobili che negli anni passati sono stati messi in sicurezza o demoliti. Soldi, afferma Palumbo, che a causa dei numerosi problemi, tra i quali la frammentazione della titolarità degli immobili, molto difficilmente potranno essere incamerati. Per fare chiarezza, ma anche proposte e soluzioni, nei primi mesi dell'anno 2022 il Consiglio Comunale di Favara ha costituito una speciale commissione per lo studio delle problematiche del centro storico. Proprio in questi giorni il Presidente della Commissione, Alessandro Pitruzzella, ed altri consiglieri comunali hanno chiesto la convocazione di una seduta del civico consesso in sessione straordinaria e aperta, con all'ordine del giorno il solo punto relativo alla discussione sullo stato di degrado del centro storico di Favara, per impegnare l'amministrazione comunale a costituire un tavolo tecnico per la redazione del piano di recupero e la realizzazione di progetti di riqualificazione.